Buongiorno a tutti, felici di ridroit, bis passigliadano in de campa qui l'Antercefem e Muschel tu settimana bievi di Rogna. Una brimada pa in paese di Diuncadio per ridroit Augustin Teramorsi, chi c'ha da parlare di uso percorso e di uso paese di Diuncadio. RCFM e Campacui. Costantin Teramorsi, allora, voi in due idenato. Io sono nato in Tolò, 1940. Io veniamo su in vacanze qui e alla prima di venire stavamo in paese, dunque ho fatto un stage di massoneria in Tolò e sono giunto a stallarmi qui. Dunque, dopo ho lavorato 5 anni in Erbagiolo con Ottaviani e poi finalmente i 65 mi sono installato a Mogonto, a Trovatori, lavorando tutto il cantone. Udava io ma era la campagna, attirato per la campagna, per gli animali, dunque ho abbandonato e dunque come all'epoca era mio vacca che si occupava di, ho approfittato manovate giovende e in più mi hanno smacciato 30 ettari dopo, ma io un po' 8 acre e piano piano sono giunto a fare 35 e vendevo dei macellari qui, dopo mi ho un po' un trattore e fine che mi sono installato qui, dopo facevo qualche legna, e voilà, ho campato così. Allora, si da ridere da voi 15 anni, oggi cosa fate? Fate l'urto, Ah, Manuetto? io faccio un bello giardino, do pomidori a salata, quelli con le ali, i vicini, e ho piantato 15 olive in piazza, facciamo l'ho appena io, quest'anno malorosamente non ce n'è tanto. E un po' cubo, dopo il collegio sempre faccio appena massoneria, per me è un po' più a troia, un altro. E se che sia bisogno, se lo mi chiama, sono qui, pronto, secondo le possibilità di andare a darlo. Allora, siete stato impegnato in una vita municipale di vostro paese, siete stato consigliere municipale? Pendente tre mandati di consiglio municipale e dopo, boh, ora, un uomo mero voleva che entrasse, ma visto a metà, gli ho detto a un mero, gli ho detto me, io non entro più, fermo entro municipale, amo piazza, ciò che si è passato. E un municipale, io consiglio municipale, e un municipale, a municipale, gli segretario a metà, mi cago, è tan complicato, a comune chiuso, voilà. Se noi vogliamo sapere qualcosa di un paese, ce lo andate a bere a voi. Ah, io conosco tutto ciò che si passa, io ho fatto tutto alle cuoie, ho fatto tutto all'acqua, l'acqua va da Pianello, dunque conosco tutte le vanne e tutto il Capadoglio, conosco. Sono obbligato a domandarmi regolamenti. Quanto siete in paese qui a Linguarno? Ora siamo 30-32, sì. Ah, usava lui appena più di mondo, eh. Dico, c'ho un caffè, e stasera mi batteva sole, ci siamo campi, ma cosa appena, è che, boh, sono bravamente, non ho nulla contro, ma c'è che penso, non si può più parlare corso. E stasera eravamo 9, 99, non eravamo 3 corsi, tutti pensuti, allora, come vedeva, io ci ha fatto, non ho nulla contro, con tutta brava gente, ma sono gente che lei ha una famiglia qui, dopo i giorni i vecchi sono giunti, hanno rifatto su casa e si sono installati qui. Allora, per arrivare a Meria, mi hanno detto che avete un bel progetto qui. Un Boh, progetto di montagna. a Fontana, la vecchia Fontana, dove tutto il mondo volava per l'acqua che acqua un paese un cinese all'epoca. Dunque, è buona, come si raggio, che, boh, spero da presso all'Oriente che principio di 23 a Fontana sarà arrivata. È tutto, manca più con una piccola segnatura, mi ha detto di Roma. E poi dunque tutto
soli sono giunti, manco una signatura, credo 2 bevette per la dimensione, e a Fontana si era fatta, di verano si era pronto, e bene davvero champagne con giù. E domani da Giunca ci andremo in Poncheraccia per parlare di Amaone di Poncheraccia. Saremo con Clément Giacobi per parlare di Asturia e di tradizioni di Amaone. A domani sempre in der Bia di Rogna. RCFM e Campacui.